Ora in onda Filo Diretto. Allora, oggi è in collegamento con noi di nuovo Matteo De Sio, come sapete, conduttore lunedì mattina per Te la ridò io l'America. Matteo, grazie per essere qui con noi. Grazie a te come sempre, Pier, ovviamente. Grazie, grazie Matteo, è sempre un piacere poterti riavere come nostro ospite. Allora, terminato questo vertice della NATO, in cui appunto sono stati approvati nuovi target di spesa del 5% del PIL, proprio entro il 2035 da raggiungere, e Trump ha commentato: ce l'ho fatta. La NATO ha aumentato drasticamente la spesa per la difesa appunto fino a questa soglia del 5% del PIL, aggiungendo qualcosa che nessuno avrebbe mai creduto possibile. Ecco, oltretutto questi 32 leader dell'Alleanza Atlantica hanno anche sottoscritto questa dichiarazione, anche abbastanza breve, in cui viene indicata una minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la sicurezza euroatlantica, ma con Mosca che non è stata più definita come la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli alleati, come invece era accaduto negli anni passati. Insomma, si può affermare che Trump ancora una volta è uscito vincitore, ecco, da incontri e, se vogliamo, da negoziazioni con altri paesi, ecco. Beh sì, ma perché ricorderete anche durante la campagna elettorale e durante anche il primo mandato che c'erano molti anche giornali europei, molti analisti europei che facevano quasi le pernacchie, detto in maniera molto, molto simpatica e gentile proprio nei confronti di Trump quando il presidente degli Stati Uniti parlava proprio di un aumento della spesa per i componenti NATO, parlava da sempre, da quando è stato eletto nel primo mandato, che parlava di una mancanza nel raggiungimento addirittura del 2% all'epoca, era solo del 2%, invece adesso, nonostante nei primi mesi si parlava di un disarmo, nonostante nei primi mesi di presidenza si parlava di europei che non volevano più addirittura armarsi, avere un piano per le difese, adesso diciamo, sono tutti accordati per raggiungere questo fantomatico 5% di budget, che sono tanti soldi, secondo me, ma il problema più grave qual è? È che oltre alla spesa del 5% del budget, ovviamente ci sono i soldi che l'Unione Europea voleva investire poi nell'industria delle armi, e come dicevamo anche noi in trasmissione più volte, il problema è proprio questa spesa dissennata senza un piano preciso, senza un orizzonte, che è molto importante quando si tratta soprattutto di obiettivi militari, perché internet, ad esempio, è stato inventato con i militari americani, quindi le spese militari possono anche essere mirate al raggiungimento di qualche obiettivo tecnologico e non per forza avere i magazzini pieni di munizioni e carri armati che si spera non verranno mai utilizzati. Chiaro, chiarissimo. E però tanti anche, no, dell'opposizione in Italia hanno sostenuto che la Meloni avrebbe dovuto seguire, insomma, la linea del premier socialista Sanchez, che si è voluto opporre, dire la sua, dire di no a questo 5%, ritenendolo una soglia troppo alta. Intanto il primo ministro Sanchez, dopo che è andato anche in Cina, dopo i primi disaccordi con Donald Trump, all'inizio della presidenza proprio del tycoon statunitense, ha dovuto chinare la testa perché alla fine anche lui ha avuto il rimprovero di Donald Trump dicendo che non può permettersi la Spagna e quindi il presidente Sanchez di credere di poter avere un bonus, un passaggio, lei l'ha chiamato un passaggio gratis praticamente, un posto gratis qui all'interno dell'Alleanza Atlantica. Quindi tutti devono rispettare gli accordi al massimo. Si dovrebbe rimproverare non solo a Sanchez, ma a tutti gli altri leader europei che sono distanziati da Donald Trump in questi mesi, e questo non ha fatto altro che rendere più difficili gli accordi per mantenere la spesa a un livello più basso, e in più ha ovviamente posto anche
delle divisioni all'interno dell'Alleanza Atlantica che prima non c'erano. Quando Obama ci chiedeva di invadere l'Afghanistan per una missione di pace, eravamo tutti d'accordo. Quando Biden parlava di avere importanti piani proprio per la difesa dell'Ucraina, noi abbiamo sempre dato tutti senza fiatare le armi. Questo ovviamente poi dopo se ti metti come nemico, tra virgolette, il Presidente degli Stati Uniti, che è anche il membro più importante dell'Alleanza Atlantica, è quello che anche spendono di più nelle armi, ovviamente per i loro interessi. Non è che lo fanno perché sono buoni e bravi. Però questo succede e quindi poi ti trovi con la popolazione che deve accettare un 5% perché qualche mese fa hai voluto fare la voce grossa. Chiaro, chiarissimo. Ma invece Matteo, ecco, si sono anche concluse proprio ieri, da pochissimo, queste elezioni primarie dei democratici, no, per la carica di sindaco di New Esatto. York e sono state vinte da un candidato con un profilo si può definire socialista, ecco, il 33enne Mamdani, che ha battuto poco e Mamdani è nato in Uganda, è musulmano, è pro LGBTQ+, e chi può aggiunga anche altro, è un pro-PAL e insomma nel suo programma ha parlato di bus gratuiti, affitti congelati, tasse ricche. Insomma, Matteo, il Partito Democratico americano si sta decisamente spostando a sinistra, allora, se questo è il Stando a trend. sinistra, con Bernie Sanders, che in realtà è un ex democratico, in questo momento indipendente, però è sempre considerato come un fautore di tutte queste iniziative, e anche Alessandro Ocasio-Cortez, che probabilmente in futuro sarà, nel caso questa ondata di sinistra, più a sinistra, diciamo, per gli americani, un'ondata che sposta è la lancetta, la bilancia del Partito Democratico Americano verso una sinistra europea, possiamo dire così, potrebbe essere anche lei la candidata in futuro per eventuali elezioni presidenziali. Ma tornando al presente, senza fare troppi voli con la fantasia, il nuovo candidato parlava appunto, sembrava avesse adesso scoperto nel 2025 i primi libri dedicati proprio alla politica di sinistra. Sembrano proprio le prime, i primi programmi che sono irrealizzabili, secondo me, soprattutto in una città come New York, che è vero che ha costi altissimi, è vero che tutti fanno servizi giornalistici, video sui social, proprio dedicati alla scoperta di questa ondata di aumento di prezzo per New York, anche per gli affitti e costi, però smettono smettono anche di essere credibili queste idee quando praticamente si parla di rivoluzionare la spesa cittadina per idee che non credo poi facciano piacere, magari alla maggior parte della popolazione sì, perché New York è storicamente democratica, ma alla gente che poi i soldi ce li mette. Esattamente, e però Matteo dall'America, o meglio da alcuni media americani, continuano anche ad arrivare notizie come per esempio quelle sulla polizia doganale, le autorità di frontiera che insomma sbircerebbero sui telefoni di chi vuole entrare appunto sul suolo americano. Questa notizia per esempio è stata rilanciata di un ragazzo norvegese, di un turista che sostiene di essersi visto negare ecco, l'ingresso negli USA soltanto perché gli agenti avrebbero trovato un meme su JD Vance sul suo telefono. Ecco. E ovviamente tutto smentito perché le autorità di frontiera hanno respinto al mittente queste accuse, hanno spiegato invece che il turista è stato allontanato dal paese in quanto consumatore di droghe. Però la notizia era stata riportata su tutti i giornali. Ecco, come mai stavolta nessuno si indigna più per le fake news? Non è più colpa della disinformazione russa. Esatto, non è più colpa della disinformazione russa quando in realtà ad agire come bot di propaganda sono stati praticamente il 99,9% dei giornali che avevano la notizia già pronta
tradotta nelle varie lingue senza neanche verificare, senza neanche cercare su internet proprio come si procede per il visto negli Stati Uniti, quando in realtà sono tutte domande che ti fanno prima di ottenere il visto, e poi al colloquio per ottenere il suddetto visto, ovvero la consumazione di droga, chi sono i tuoi parenti, se è un contatto di emergenza. E ovviamente la polizia di frontiera non controlla il telefono, non controlla cosa mai potresti aver scritto al tuo vicino di casa o a tua moglie o a tuo marito o all'amica della porta accanto, perché non è interessata a queste cose. E anche perché tra l'altro sono più processi che avvengono nella comunista Corea del Nord più che negli Stati Uniti, ma dato che si tratta di J.D. Vance, dato che si tratta di Donald Trump, dato che si tratta di un meme, quindi di una foto simpatica, canzonatoria, possiamo dire così, nei confronti del vicepresidente, che non è apprezzato dai lettori di questi giornali, allora i grandissimi colleghi, possiamo chiamarli così, hanno deciso di fare questo simpatico e questo efficiente lavoro di informazione, senza neanche, ripeto, telefonare alla polizia di frontiera, senza neanche guardare su internet, che è semplicissimo, te lo dicono negli stessi siti dei consolati, come sarà poi la procedura per l'ottenimento del visto. Chiaro, chiarissimo. E allora Matteo, continuiamo a parlare di America, però tanto ci concediamo questo break e voi ovviamente rimanete con noi. Grazie, a fra poco. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci allora in onda con Matteo De Sio. Allora Matteo, stavamo appunto commentando queste fake news, ma l'altra insomma grande notizia di cui ci siamo occupati negli Stati Uniti nelle ultime settimane è quella delle violente proteste per i raid antimigranti, i cosiddetti raid antimigranti. Trump aveva anche inviato la Guardia Nazionale a Los Angeles, ma chiedo a te, ecco, cosa sta succedendo nella società americana? Sussiste questo rischio di radicalizzazione di alcuni settori, come avevamo già visto anche per il movimento del Black Lives Matter, oppure queste proteste sono fenomeni isolati, abbastanza circoscritti, ecco? Secondo me, in tanti casi c'è dietro la mano lunga di qualcuno che i soldi ce li mette e che li vuole pure, perché come è successo con Black Lives Matter, ad esempio, che era un'organizzazione con l'intento nobile, ma diciamo con un'esecuzione molto, molto rivedibile, i fondatori sono poi scappati con i soldi delle donazioni, ad esempio, e hanno utilizzato quei fondi per il loro stile di vita, diciamo, personale. Quindi la causa era nobile, nel senso di far finire quello che loro pensavano fosse una discriminazione, dopo l'ennesimo caso di polizia che utilizza la forza bruta negli Stati Uniti, che è diversa rispetto una situazione molto diversa rispetto ai nostri poliziotti e carabinieri, anche perché c'entrano tanti fattori dentro, ovviamente ghetti che sono a maggioranza popolazione afroamericana,
e è una popolazione che magari una minoranza che ha difficoltà ad avere la scalata sociale che invece altre minoranze hanno. C'è stata infatti anche scontri fra minoranza asiatica e minoranza afroamericana, tutte cose ovviamente sociologiche, ma dicevo qualche settimana fa, quando parlavo invece dell'altro movimento politico che è stato creato dalla fondatrice e dall'ereditiera, anzi mi scuso, dall'ereditiera di Walmart, No Kings, anche quello ovviamente, essendo finanziato dall'ereditiera di Walmart, con addirittura i gadget su Amazon già pronti appena iniziato il movimento, quindi senza neanche dare la parvenza di un movimento politico spontaneo, con la CNN che pubblicizzava i gadget su Amazon. Quindi non parliamo della radio locale che magari ha avuto l'incentivo, oppure il giornale locale, parliamo di CNN. Quindi per dire che siamo di fronte sempre a proteste politicizzate, e negli Stati Uniti ogni cosa purtroppo può essere ricondotta a una lobby. E quello che è avvenuto con le proteste a Los Angeles, quello che sta avvenendo, le proteste, chiamiamole pacifiche, come dicevano i nostri amici, tra virgolette, dei democratici americani, alla fine sono costate, come diceva la notizia qua di Fox News, sono costate 32 milioni circa alla città di Los Angeles, quindi 32 milioni di dollari ovviamente, e circa 29 milioni per la polizia di Los Angeles, per il Dipartimento della Polizia di Los Angeles. Quindi parliamo di una spesa gigante per proteste cosiddette pacifiche, che sono state politicizzate, con immigrati irregolari che sono stati aiutati anche a scappare da giudici, che si vedono proprio i video in cui ci sono giudici locali che aiutano proprio alla fuga queste persone, perché convinti che ogni immigrato sia per forza una brava persona, che sia qui per farsi una buona vita, quando in realtà, ad esempio, sono stati scoperti proprio in questi giorni, con i vari arresti, con probabilmente anche movimenti più aggressivi, no? Verso l'espulsione di tutti questi alieni, come vengono definiti da alcuni giornali americani, essendo ovviamente alieni nel senso fuori dal contesto sociale americano. Sono stati scoperti traffici di esseri umani, come succede anche in Italia, ovviamente, questo purtroppo, ma anche immigrati che magari purtroppo sono stati stupratori, altri che sono purtroppo delle gang magari pericolose, che, come dicevamo anche con quelle venezuelane, hanno creato poi un giro d'affari enorme, oppure come è successo durante ad esempio l'amministrazione Biden, i immigrati irregolari iraniani sono stati durante l'amministrazione Biden 1500, e circa 700 iraniani, con all'epoca un tentativo di far sembrare che l'Iran fosse buono e bravo, ha fatto in modo che 700 di questi 1500 fossero liberati all'interno del suolo americano. Quindi in questo momento, ed era anche prevedibile dall'amministrazione Biden, che sarebbe potuta esserci una nuova escalation di violenza verso l'Iran. L'amministrazione Biden ha deciso quindi di liberare 700 persone. Chiaro, chiarissimo. Ma invece, Matteo, tornando a commentare questa Senza pagina... contare, aspetta, scusami, Sì. senza contare le persone che sono entrate all'interno del continente americano. Abbiamo visto video di gente che entrava all'epoca dell'amministrazione Biden, che non c'era neanche la polizia di frontiera, entravano, uscivano, c'era chi prendeva addirittura l'Uber per andare all'interno delle città. Quindi 700 immigrati irregolari iraniani sono stati liberati, chissà quanti sono all'interno già da tempo. Chiaro, chiarissimo. Sì, sì, sì.
Ma invece dicevo, Matteo, tornando a commentare questa pagina invece dell'intervento americano, no, nella guerra tra Israele e Iran, alla fine il cessate il fuoco, ecco, sul punto è intervenuto Fabio Dragoni, no, della Verità, con questo tweet che effettivamente ricapitola un po' anche le prese di posizione della sinistra mondiale, ma anche italiana, perché lui giustamente ha scritto: prima accusano Trump di essere un isolazionista, anzi un codardo, e viene utilizzato questo acronimo anche ridicolo e infantile del cosiddetto TACO, TACO, cioè Mhm, Trump always chicken out, no? E mhm. Trump se la fa sempre sotto. Poi invece quando Trump interviene e viene accusato di essere un guerrafondaio irresponsabile che scatena la terza guerra mondiale, a quel punto si dà voce anche a tutti gli scontenti della base maga isolazionista, però poi quando ci si rende conto che questo suo intervento è stato proprio chirurgico, millimetrico, con una precisione infinita, allora poi iniziano a dire: ah no, è un'operazione che è stata inefficace, inutile, però poi alla fine la stessa intelligence israeliana che è lì sul campo ha visto che comunque l'operazione ha prodotto i suoi risultati, ha riscontrato sicuramente un ottimo successo. Insomma, forse la verità è che questa sinistra impazzisce di fronte alla grande forza, alla grande qualità di Trump, che è la sua imprevedibilità. Sì, parliamo di una sinistra americana che spero non influenzi così tanto quella italiana, che fa questa politica basata più che parlare di policy, come dicono gli americani, quindi di idee politiche, una sinistra che, come ci dicevamo in privato, ma come dicevamo anche nelle puntate della rassegna stampa, non batteva ciglio con Biden quando bombardava l'ISIS o quando Obama entrava in Afghanistan, quando invece Trump decide il bombardamento dei siti nucleari iraniani, senza mettere ovviamente in difficoltà il popolo poi iraniano con eventuali, diciamo, effetti collaterali, perché, diciamo, viene criticato, nonostante comunque anche l'intelligence e anche le notizie dei giornali che sono meno vicini a Donald Trump, politicamente parlando, alla fine comunque circoscrivono l'area dei bombardamenti statunitensi proprio comunque ai siti nucleari. C'è chi dice poi ovviamente che l'intelligence dice che non sono stati buoni come bombardamenti, c'è chi dice che invece sono stati buoni. L'importante però è notare come tutti alla fine indichino come punto di bombardamento alla fine non civili, non ospedali, non scuole, ma solo quei siti del programma nucleare iraniano, come diceva lo stesso anche vicepresidente J.D. Vance questo weekend. Ecco, ma tu che impressione hai ricavato? Perché è sembrato quasi un attacco che comunque fosse stato quasi comunicato all'Iran, anticipato, se non anticipato, comunque magari alcuni hanno sostenuto: bah, da quel sito di Fordow comunque alcuni depositi erano stati evacuati, poi si è sostenuto appunto, no, che i danni non fossero stati prodotti, ma soprattutto si è anche scritto che per esempio la reazione stessa dell'Iran era di fatto quasi anticipata, concordata. Forse è un po' successo come nel 2020 dopo l'uccisione del generale Soleimani, che fu disposta, decisa proprio da Trump, e la reazione comunque dell'Iran non fu assolutamente spropositata, fu contenuta, ecco. Esatto, secondo me anche solo come segnale, perché forse la gente vuole vedere le macerie, la distruzione, anche solo come segnale, diciamo di non arrivare a puntare alla bomba atomica, secondo me già serve, e anche per mostrare la reattività e la velocità dell'esercito americano, che non è passato, diciamo, tra l'altro nel tragitto consigliato, nel tragitto previsto per arrivare fino ad attaccare i siti nucleari iraniani, ma ha fatto un tour de force, un po' per mostrare anche come gli Stati Uniti, nel caso vengano toccati, possano poi intervenire.
Trump ovviamente non può radere al suolo l'Iran, non può entrare in guerra con l'Iran senza un motivo ben specifico, e non rade al suolo ogni elemento del posto, diciamo, attaccato, del punto attaccato, che come è successo ad esempio con gli Houthi. Anche lì non si poteva chiedere al presidente Trump di radere al suolo la zona, semplicemente sono stati dei colpi per avvertire e indicare la presenza statunitense nel posto. Esatto, e rimanendo ecco a parlare di Medio Oriente e ovviamente anche di questa guerra, no, di Israele contro Hamas, a proposito di questo, la notizia insomma veramente di qualche giorno fa, addirittura che Coop Alleanza 3.0 ha voluto boicottare prodotti israeliani, li ha ritirati dai propri scaffali e addirittura al loro posto adesso la cosiddetta Gazza Cola. Ora, è ovvio che questo è veramente un esempio, no, di woke washing. Loro sostengono appunto in segno di solidarietà, per il popolo palestinese, per i Gazzawiti, contro questo blocco degli aiuti umanitari. Però ecco, il fatto che si vogliano sposare queste cause, nobilissime, no, ci si voglia ammantare di questi principi Umanitarie, sì. esatto, umanitari e al contempo però voler lucrare, a me ricorda tanto anche quello che è successo con Chiara Ferragni, con i suoi prodotti, e effettivamente è qualcosa che ha a che fare proprio con il woke washing e poi soprattutto l'ipocrisia della Coop, questo l'aveva fatta notare anche, l'europarlamentare Isabella Tovalieri, che aveva installato abusivamente questo GPS sulla macchina, sull'auto di un lavoratore per controllarlo e verificare che effettivamente alla fine si spostasse per i permessi che aveva chiesto e poi questo lavoratore è stato licenziato. Insomma, tanta ipocrisia in questo caso. Esatto, parliamo di una sinistra, come dicevamo spesso io e te, Pierre, che si batte per i diritti sociali, ma appena può se la prende col più debole, perché quando si parla di 104 si parla di una legge importantissima, fondamentale, e parliamo di non solo assistenza, ma anche sbrigare le tantissime questioni burocratiche. E per chi è, diciamo, con un parente o disabile o anziano, possono essere tante le commissioni da fare. Diciamo che non si migliora il mondo togliendo la possibilità alle persone di usufruirne quando ce n'è ovviamente reale bisogno. L'altra questione della Gazza Cola, possiamo dire, secondo me è un po' imbarazzante, anche dal sito, se controllate, quindi non sono notizie, diciamo, dal blog di XYZ. Se guardate al sito non vi è una descrizione effettivamente del progetto, c'è la mission, come dicono i più esperti per quanto riguarda l'economia aziendale, ma non vi è una descrizione perfettamente di chi c'è dietro, di chi ci sia dietro questa organizzazione e questa azienda. E di certo consiglio, se uno è interessato a donare per la striscia di Gaza, di andare verso Emergency, di andare verso UNICEF, di andare verso Medici Senza Frontiere, quindi Save the Children, quindi di quelle organizzazioni comprovate, diciamo, per la loro bravura. Poi noi italiani in realtà la cola ce l'abbiamo già, la Mole Cola, che è di Torino. Purtroppo non abbiamo ricevuto la sponsorizzazione, quindi non è una pubblicità, ma non è col prodotto, ovviamente, che uno finanzia, semplicemente un'idea di marketing. Lascia a voi ovviamente discutere se etica o no, ma non parliamo di una scelta sicuramente solo umanitaria. Esattamente. E allora Matteo, grazie per tutto quello che ci hai detto, per tutto questo tuo approfondimento e ovviamente poi continueremo, no, a seguire tutte le vicende che riguardano gli Stati Uniti, continuerai a farlo te nella prossima puntata di Te la redo io l'America e magari anche sabato con noi per la rassegna Un stampa, piacere. perché grazie, c'è
c'è tanto ancora da commentare, da aggiungere, perché per esempio anche per questo vertice poi NATO, in ogni caso la stessa Premier Meloni ha anticipato che lo stesso Trump bisogna prestare attenzione anche alla Libia, perché lì ci può essere sempre la longa manus della Russia, lo dicevamo, che effettivamente c'è un'altra frontiera, ecco, meridionale in questa guerra, in questo conflitto ibrido asimmetrico tra Russia e Occidente. Oltre Ma al non fatto solo. che, oltre al fatto che il conflitto, la guerra civile in Libia non è ancora terminata. Quindi... E qui, esatto, ringraziamo Obama che appunto vinse Macron, non il Macron, premio Nobel sulla fiducia per la pace. la Merkel e Sarkozy, che volevano tanto togliere Berlusconi e poi... Esattamente, quando si dice, no, che Trump guerrafondaio e ci si dimentica appunto questa stagione delle primavere arabe così sobillate dall'amministrazione democratica. Grazie ancora Matteo, allora veramente a Grazie a te. prestissimo, probabilmente già sabato, no, per la nostra rassegna Certo, stampa. certo. Grazie ancora. Buona giornata a tutti e a tutte. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoci qua, cari amiche e cari amici di Radio Libertà. Oh, l'estate è arrivata, sembra che ci siamo, sembra che qualcosa stia cambiando, un pochettino di sole fa bene alla salute, fa bene allo spirito, fa bene a tante cose. Però in questo periodo, cari amici di Radio Libertà, cosa succede? Ma dai la bruschettina, ma dai la patatina, ma dai quello lì, ma dai quello là, e chi soffre di problemi gastroesofagei, quindi penso al bruciore di stomaco, al reflusso, alla pancia gonfia, alla cattiva digestione, all'amaro in bocca. Queste qua sono stagioni un po' particolari perché lo faccio io, lo farete anche voi, si mangia un pochettino di più, si assaggia un pochettino di più. Allora vi consiglio una cosa, però potete chiedere informazioni qui chiamando 030 68 40 408, anche perché è una produzione limitata, un prodotto naturale gastro-free. Il nostro integratore alla bava di lumaca gastro-free per tutti quelli che hanno iperacidità, bruciore di stomaco, cattiva digestione, reflusso gastroesofageo. È una cosa meravigliosa, un successo straordinario. 59 euro in offerta stamattina, 59 euro, 3 flaconi. Per ordinarlo chiamate lo 030 68 40 408. Lo prendete prima dei pasti o dopo i pasti, ma però per queste cose non vi costa nulla. Chiamate 030 68 40 408. Chiedete di Miriam, è lei esperta negli integratori. L'abbiamo fatta studiare anche per quello, quindi vi dà delle risposte chiare e certe. Integratori non sono medicine, ma aiutano tanto. 030 68 40 408 per una primavera, un'estate un po' più bella. Oppure olioacerbis.com, andate sulla sezione integrazione alimentare. Grazie, alla prossima. Siamo con l'avvocato Angelo Lucarella, presidente di Colturazione, che ha organizzato questi stati generali sull'energia nucleare e il ruolo geostrategico dell'Italia e dell'Europa. Allora, Angelo, veramente una giornata ricca, intensissima, tantissimi relatori che sono intervenuti, una giornata che si è divisa praticamente tra mattinata, pomeriggio, e ovviamente a te le conclusioni, perché è anche difficile riassumere il senso comunque di questi panel, di queste riflessioni su una, alla fine, necessità strategica per l'Italia, probabilmente di tornare anche ad un utilizzo per l'energia civile del nucleare. Una giornata, hai detto bene, intensissima, tantissimi relatori, spunti incredibili sia sul piano scientifico, sia sul piano politico, sia sul piano prettamente del dibattito, che in questo paese, in questo momento, è più che mai necessario, perché siamo di fronte a un cambio epocale, soprattutto dal punto di vista energetico, in un momento storico in cui il nostro paese ha necessità di tanta energia, non solo per far fronte al costo della bolletta, ma soprattutto per la grande importanza della competitività delle nostre imprese, delle nostre industrie, che senza un'energia a basso costo rischia di essere fuori mercato
nel contesto della globalizzazione sempre più importante, sempre più incidente nella nostra contemporaneità. Allora, da tempo che si parla di questo ritorno all'energia nucleare per l'Italia, si dice che si ha bisogno, no, ovviamente di questo tipo di energia, perché con le stesse rinnovabili e anche con i fossili probabilmente non si ha a disposizione energia sufficiente, ma questo tema è diventato ancora più attuale alla luce poi di quello che è successo in Iran proprio per il programma nucleare iraniano, e probabilmente la stessa Repubblica degli Ayatollah si stava dotando dell'arma nucleare. Ecco, oggi tanti interventi sia di esponenti politici ma anche di tecnici. Che cosa è emerso per esempio trasversalmente tra tutti gli esponenti politici che sono intervenuti? Ricordiamo anche l'onorevole Susanna Ceccardi per la Lega, l'eurodeputata appunto della Lega, ma sono intervenuti per esempio anche Alfonso Pecoraro Scanio e altri esponenti politici. Sono stati mandati anche i messaggi, vero, dell'onorevole Adolfo Urso e l'onorevole Guido Crosetto. La politica, ecco, si ritrova unita trasversalmente tra centrodestra e centrosinistra su questo tema, o rimangono ancora delle forti differenze, ecco, tra gli schieramenti? È unita sul fatto che il nostro paese ha necessità di trovare le soluzioni più impellenti e più confacenti alla contemporaneità per far fronte alla carenza energetica, però è divisa sul come bisogna arrivare a questo approvvigionamento energetico. Da una parte chi è a favore di una nuova era dell'energia nucleare che sia basata su una energia del tutto pulita, e chi invece dall'altra parte pensa che l'energia nucleare possa essere una delle componenti del mix energetico necessario a far fronte appunto alla carenza energetica che affronta il nostro paese. Ma per far fronte a questo mix energetico occorre, da parte di chi è intervenuto in contrapposizione con gli altri, occorre una visione che comporti che l'energia nucleare non si affidi più a quella per fissione ma a quella per fusione. D'altronde in questo però io ci vedo un grande spaccato di condivisione con Giorgia Meloni, la quale ha sempre detto che il nucleare del futuro per il nostro paese non può che essere quello a fusione. E posizione poi ribadita spesso anche dal vice premier Matteo Salvini, il quale ha sempre parlato, no, della necessità del nucleare di ultima generazione. Ma dicevamo che questo evento si è tenuto appunto oggi a Roma, la sala conferenze David Sassoli, proprio del cosiddetto spazio Europa Experience, però forse l'Unione Europea dovrebbe fare un po' di autocritica da questo punto di vista per il Green Deal, invece, perché ha voluto l'Unione Europea, soprattutto poi con la guida, con la Commissione von der Leyen, scommettere tanto ovviamente sulle rinnovabili con il Green Deal. Ecco, questo aspetto è emerso, o comunque si è anche probabilmente capito, immaginato che l'Unione Europea da questo punto di vista deve dotarsi di una sua catena di approvvigionamento energetico, deve dotarsi di energia nucleare, deve forse fare anche autocritica rispetto a certi obiettivi che si era fissata con il Green Deal. Ci sono degli aspetti da chiarire. Quello che è emerso oggi è che l'Unione Europea non significa politica europea. L'Unione Europea è un soggetto che nasce per necessità economiche e prima ancora nasce proprio per necessità atomiche e soprattutto del carbone. Ricordiamo la CECA e poi la CEE, la Comunità Economica Europea. Quindi noi quando parliamo di Unione Europea dobbiamo distinguere chi fa la politica dell'Unione Europea dal grande valore che rappresenta invece l'Unione in sé per sé, tra stati, tra popoli, tra nazioni che devono fronteggiare le crisi energetiche, quindi non una crisi ma le crisi energetiche insieme, perché solo insieme si può fare sistema di fronte alle sfide del futuro. Certamente parlare di singole nazioni può essere anche un fattore vincente quando il sistema paese diventa un tutt'uno con il complesso industriale. Ecco, quello che è messo oggi è che sicuramente dire sì al nucleare sta a significare ripensare un modello industriale. Ecco, a proposito di crisi energetiche da affrontare, dicevamo proprio l'attualità, no, della crisi
iraniana, crisi tra Iran e Israele, per questo sospetto è molto fondato, per cui insomma l'Iran, la Repubblica degli Ayatollah, fosse a un passo dalla costruzione dell'ordigno atomico. Ma a proposito di crisi energetica è intervenuto anche appunto Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Come hanno reagito i mercati? I mercati hanno reagito bene di fronte a questa crisi, non si è ipotizzato insomma uno shock come quello magari che avevamo già vissuto, subito in anni passati, pensiamo a quello del 73. Per il momento sembra che questo prezzo del petrolio non sia aumentato, anzi, e che sostanzialmente la comunità internazionale stia guardando anche con ottimismo l'evoluzione comunque della crisi, la reazione di Trump, la ritorsione, se vogliamo, anche quasi pianificata, concordata da parte dell'Iran. Questo aspetto è emerso oggi tra gli stessi relatori, penso soprattutto agli esponenti politici che stanno guardando a questa crisi. Immagino che anche alla luce poi del vertice NATO che si è tenuto oggi, comunque si può superare questa fase che abbiamo vissuto di quasi escalation, si può guardare adesso al futuro con più ottimismo. Noi dobbiamo fare un distinguo, infatti non è un caso che uno dei relatori, chiedo scusa, che doveva partecipare oggi al convegno agli Stati Generali sull'energia nucleare e sul ruolo geostrategico dell'Italia e dell'Europa non sia potuto intervenire perché è convocato urgentemente in NATO. Facciamo un distinguo. Il primo è che quando noi parliamo di energia nucleare dal punto di vista di uso civile è cosa diversa da quello di uso militare. La questione iraniana nasce per due profili principali. Uno l'abbiamo già trattato a Radio Libertà, se non vado errato, qualche mese fa, quando dicemmo che nella Costituzione iraniana c'è un principio per il quale lo Stato iraniano deve andare in supporto di altri popoli quando ritenga che questi popoli siano oppressi o siano oggetto di vessazioni da parte di altri stati. Uno fra tanti la questione palestinese, e in particolare a Gaza, con un braccio sostanzialmente, una longa manus dell'Iran, che è stata la compagine di Hamas. Dico che è stata perché la potenza di Hamas si è andata pian piano a affievolirsi, come quella di Hezbollah. Il secondo aspetto è che quando si parla di invece energia nucleare dal punto di vista diverso rispetto a quello precedente, dobbiamo fare i conti con un fatto importante. Oggi nel mondo non si può fare a meno di non ripensare a come l'energia nucleare possa essere un deterrente strategico dal punto di vista militare, quindi utile per stabilizzare le tensioni tra paesi in conflitto tra loro, quantomeno partendo dal punto di vista ideologico, come può succedere tra Iran e Israele. Che il nucleare possa essere un motore di prospettiva per la crescita economica, dal momento in cui un conto è parlare di prezzi al mercato e un conto è parlare di costi del mercato. Quando diciamo questa differenza sta a significare che il mercato risponde sui prezzi, i costi rispondono a una necessità di produzione, motivo per il quale l'Occidente, classicamente inteso, guarda con attenzione a questo processo evolutivo, soprattutto con l'occhio di riguardo alla questione medio orientale, perché nel Medio Oriente c'è tanto know-how che fa parte appunto del processo nucleare del futuro. Ecco, processo nucleare del futuro, però l'Italia con la scelta del referendum ha voluto, se vogliamo, chiudersi a questo futuro, però è in corso un dibattito, un ripensamento, e quasi ciclicamente vengono riproposti dei sondaggi che un po' dipendono anche un po' dai soggetti che li commissionano, perché se uno va a vedere, alcuni sondaggi indicano che comunque la metà degli italiani sarebbe favorevole, o anche più della metà, favorevole a un ritorno all'energia nucleare civile, e invece altri sondaggi che sono più pessimisti, che fanno vedere che gli italiani sarebbero ancora scettici. Ma tu cosa pensi da questo punto di vista? Perché effettivamente sembra che poi la gran parte degli italiani sia consapevole del fatto che c'è bisogno, no, di questa autosufficienza energetica, ci sia bisogno comunque di questa energia nucleare, però sembra quasi che poi tutti a parole, in linea di massima, in linea astratta soprattutto, favorevoli, però non si vuole mai alla fine la centrale nucleare sotto casa. Intanto anche qui bisogna essere chiari.
ultimo aggiornamento credo di Pagella Politica rappresenta come il 60% degli italiani sia favorevole al nucleare. Di questo 60% però noi non sappiamo chi è consapevole di cosa rappresenti l'energia nucleare nel XXI secolo rispetto all'energia nucleare che abbiamo conosciuto nell'epoca di Chernobyl. Quindi diciamo è un dato che va a rappresentare una tendenza piuttosto che una consapevolezza. Se noi dobbiamo considerare la consapevolezza degli italiani, io credo che in questo momento non ci sia uno dei motivi per i quali abbiamo voluto fortemente come movimento culturale Colturazione gli stati generali sull'energia nucleare e il ruolo geostrategico dell'Italia e dell'Europa, è proprio per fissare i pro e i contro di questo cambio strategico, epocale e soprattutto di visione per il futuro del nostro paese, tenendo conto di una differenza importante. Noi come sistema paese non possiamo che rispettare la Costituzione italiana che ci dice che ripudiando la guerra non possiamo che pensare a un nucleare che sia totalmente lontano dalla dimensione militare. Ciò non significa però non pensare alle strategie di difesa, laddove il nucleare può diventare un vero deterrente per tante situazioni di tensione nel mondo e quindi condurre i paesi che se ne dotano verso dei rapporti più pacifici. Ecco, ultimissima domanda, no? Si è detto come la politica deve guidare questa scelta strategica per il futuro, perché tanti hanno sostenuto queste sono questioni veramente serie, complesse, c'è bisogno dei tecnici, dall'altro c'è chi sostiene però comunque in una democrazia l'opinione pubblica si deve formare, si deve anche far maturare consapevolmente, quindi bisogna evitare diciamo delle derive cosiddette tecnocratiche. Secondo te effettivamente come si può permettere anche comunque all'elettorato, ai cittadini di arrivare ad una decisione, a una consapevolezza, a una decisione sul tema, ma soprattutto ad una consapevolezza maggiore? Probabilmente c'è proprio bisogno di più cultura, come anche quello che è lo scopo principale della vostra associazione. Momenti come questi, convegni, momenti che appunto formano anche la consapevolezza del cittadino, possono aiutare poi l'elettore a formarsi anche una scelta più matura, più consapevole. Noi facciamo la nostra parte come associazione culturale. Indubbiamente poi la parte più importante devono farla le istituzioni, nel senso che si può anche pensare a un nuovo modello di educazione scolastica rivolta all'energia, a prescindere se si tratti di nucleare o meno, ma insegnare nelle scuole la parte educativa di come gestire l'energia, A se si è nella parte primaria, B se si è in quella secondaria, cioè quando si vanno a formare le nuove leve del mondo del lavoro o del mondo dell'imprenditoria. Questo è un passo importante, perché iniziare a farlo oggi significa avere imprenditori preparati tra 20-30 anni, se non anche più in là nel tempo, con più ampio respiro. Questo non fa che aprire a un altro spaccato che si collega al primo, cioè se le istituzioni debbono fare qualcosa anche per non le nuove leve, ma per i più grandi. Indubbiamente sì, bisognerebbe spiegare con interventi televisivi o con focus televisivi o radiofonici o quant'altro che di nucleare bisogna parlarne, A per farsi un'idea, B perché non bisogna avere paura se si tratta di un nucleare sostenibile, compatibile con la dimensione umana e C soprattutto necessario dal punto di vista della sopravvivenza del sistema paese. E ricordiamolo, questo proprio in chiusura è stato detto, il momento di oggi non è solo un evento a sé stante, ma proprio con la definizione di stati generali vuole essere un momento di confronto che diventa permanente e quindi che si apre a ulteriori iniziative proprio per continuare a tracciare la rotta e approfondire questa tematica. Nella nostra idea Colturazione sta ampliando questo progetto che si chiama Coltiviamo Europa, proprio perché vogliamo capire se questa Europa debba essere intanto un'Europa di popoli, di stati, di nazioni o di comunità. Se noi riusciamo a capire quello che vogliamo da questa Europa, potremo anche decidere come meglio essere, come meglio potremmo essere, deleganti rispetto alla rappresentanza politica e dire alla rappresentanza politica cosa effettivamente vogliamo da questo
circuito virtuoso che ha rappresentato l'Unione Europea per tanto tempo e che magari in questo periodo storico sta dimostrando di avere tantissimi limiti, uno fra tanti il fatto che non c'è una omogeneità di produzione energetica e di distribuzione della stessa energia tra i vari stati che devono poi competere come sistema europeo in tutto il mondo, perché questa sarebbe invece la prova del 9 che non c'è un'Europa unita. Assolutamente, l'abbiamo visto anche con la crisi energetica, quella russa, insomma poi alla fine anche tutto lo spaccato all'interno dell'Unione Europea, tra chi voleva continuare a mantenere questo approvvigionamento dalla Federazione Russa e poi cosa è successo con le sanzioni, per non parlare poi dei gasdotti Nord Stream. No, ma c'è, chiedo scusa se prendo la parola, ma c'è un'altra cosa da valutare. In Italia noi abbiamo una Costituzione riformata nel 2001 sul titolo quinto. Il titolo quinto della Costituzione italiana dice che è appannaggio delle regioni la distribuzione e la produzione di energia. Quindi, punto di riflessione, un Parlamento o un governo che vanno a disciplinare la riapertura delle centrali nucleari o comunque la facilitazione della riprogrammazione dell'energia nucleare possono incorrere in profili di incostituzionalità? 1. 2. Se questo non è un profilo di incostituzionalità, il fatto che ci sia in Costituzione l'appannaggio delle regioni su questo tipo di decisioni imballerà il sistema o creerà, diciamo così, ulteriori sistemi energetici come è successo per i sistemi sanitari, dato che abbiamo 20 sistemi sanitari differenziati l'uno dall'altro. Insomma, è una partita molto delicata, ci vogliono dei tecnici di grande preparazione, ci vuole una classe politica che abbia una omogeneità nella visione della scelta futura per il nostro paese, e su questo devo dire che anche le opposizioni devono essere anche fare anche la loro parte, perché essere troppo divisivi non facilita neanche la sopravvivenza del sistema paese, perché diciamocelo chiaramente, le imprese hanno bisogno di energia. Se le imprese chiudono noi rischieremo di dover comprare tutto dall'estero, e se compriamo tutto dall'estero bisogna fare i conti anche con una certa moneta che non sarebbe più rappresentativa di un certo paniere di produzione. Assolutamente. Quindi rischiamo che l'euro non abbia più la capacità di espressione che ha oggi. Assolutamente, e questo ovviamente in nome proprio della nostra autosufficienza energetica. Grazie ancora all'avvocato Angelo Lucarella, ricordiamo presidente di Colturazione. Ora veramente alla prossima iniziativa si spera ancora di poter parlare di nucleare e magari convincere quella parte di italiani che è ancora insomma così titubante, scettica. Ma noi vi invitiamo al prossimo evento degli Stati Generali che rifaremo sempre qui a Roma. Non finisce qui, sicuramente il focus dell'energia nucleare verrà ripresentato l'anno prossimo, quindi faremo una volta l'anno sempre un punto ogni 12 mesi su quello che è lo stato dell'arte dell'energia nucleare. Nel frattempo ci occuperemo di clima, ci occuperemo di democrazia europea, ci occuperemo di sanità universalistica europea e poi tanti altri temi che andranno più sul particolare della nostra nazione. Un tema fra i tanti è la legge elettorale. Perfetto, e beh, ancora tanto materiale da commentare e da analizzare, ma soprattutto grazie e complimenti per questo impegno su un tema che viene ancora percepito come molto delicato da tanti italiani. Grazie. Grazie a voi di Radio Libertà e grazie a te, Pier Vittorio. Grazie.